Ben ritrovati a Io non so di tappo. Oggi in Piemonte andiamo ad approfondire il Nebbiolo delle Langhe con Fontana Fredda che ha scelto per il suo vino un tappo sostenibile innovativo. Torniamo ancora una volta in Piemonte, nelle splendide e rinomate Langhe, sicuramente una delle zone più belle e amate d'Italia, tanto da essere riconosciuta dal Touring Club italiano tra i borghi più accoglienti del nostro entroterra. Il nome suggerisce la sua particolare forma a lingua di terra, protetta da un lato dalla catena montuosa delle Alpi e dall'altra dall'Appennino Ligure, ed è caratterizzata da un ambiente con un'elevatissima biodiversità. Sono una serie di colline di diverse dimensioni, esposizioni, altitudini e pendenze che si susseguono formando numerosissime vallate strette e profonde, ricche di suoli diversi che hanno dato vita ad una mappatura dettagliata che ne traccia peculiarità e caratteristiche dominanti. Numerose sono infatti le eccellenti produzioni vinicole prodotte in questo territorio, tra le quali spicca senza dubbio il Nebbiolo, dando vita ad alcune delle più importanti DOCG mondiali. Ma ha anche una sua DOC dedicata, Langhe Nebbiolo, nel quale questo vitigno deve essere presente almeno all'85%. Questa uva a bacca nera autoctona del Piemonte esisteva già in epoca preromana, con le prime coltivazioni rudimentali di vite nella zona ligure piemontese e si è distinta ben presto grazie alle sue nobili caratteristiche di longevità, corposità ed equilibrio. È un'uva molto suscettibile alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio, ama le colline, predilige un'aria fresca ma ben soleggiata, germoglia presto ma è sensibile alle gelate primaverili e matura con tutta calma nella seconda metà di ottobre. Ma andiamo a scoprire di più da uno dei suoi produttori di riferimento, Fontana Fredda. Fontana Fredda è un nome che ormai quasi tutti conoscono in Piemonte, da un lato per l'affascinante storia che lo lega al re Vittorio Emanuele II, che acquista questa splendida tenuta nel 1858 per la sua amata, la bella Rusine, e dall'altro per la storica produzione di Barolo, iniziata con l'acquisto della prima vigna nel 1966 e mandata avanti con successo dalla stirpe reale fino al 1931. Inizia poi un periodo di difficoltà nella quale viene disgregata tra diversi proprietari, fino ad essere in buona parte ripresa in mano dalla famiglia Farinetti nel 2008, che la riscatta e la manda ora avanti con una lungimiranza e una grandissima devozione. Si tratta di un posto magico, intrecciato tra amore, leggende e storie, che si articola in un vero e proprio villaggio, posto in una riserva che mette la natura al centro di tutto. Oltre alla produzione vinicola che si sviluppa su 120 ettari, è di primaria importanza anche l'ospitalità che gira intorno al nucleo della villa storica centrale e si articola in diverse strutture recentemente restaurate che rappresentano il primo hotel diffuso delle Langhe. Poi c'è uno spettacolare Bosco dei Pensieri e un nucleo di ristorazione curato dai fratelli Piero e Ugo Alciati. La parte vinicola è incentrata sulle tradizionali uve piemontesi e i vigneti sono collocati in una fascia altimetrica compresa tra i 200 e i 400 metri sul livello del mare, su colline con pendii a profilo per lo più regolare e crinali arrotondati, tutti coltivati con un'attenzione particolare alla sostenibilità, tema che sta molto a cuore alla neoproprietà, che ha donato a questi grandi vini un'altissima qualità e il riconoscimento di vini biologici nel 2018, proprio in onore del 160° compleanno. Non sorprende che questa cantina sia considerata tra i punti di riferimento della zona delle Langhe e nel 2017 Fontana Fredda viene nominata European Winery of the Year, uno dei concorsi più importanti al mondo ideato da Wine Enthusiast. E andiamo ora a scoprire il suo Nebbiolo. Utilizzano per i loro vini una selezione di lieviti provenienti dai loro stessi vigneti, che possano così esaltare la tipicità e le caratteristiche varietali dell'uva. Questo nebbiolo, proveniente dalle colline delle Langhe e del Roero, porta il nome di Ebbio grappolo intero, perché è prodotto con una tecnica del passato, quella di mettere a fermentare parte del mosto pigio diraspato e parte di uva intera, così come raccolta su pianta, in modo da ottenere profumi più netti e aromatici, tannini più eleganti e un vino più immediato,
anche se con grande potenziale di invecchiamento. La sua maturazione avviene in legno per almeno 4 mesi e ne deriva un vino dal colore rosso rubino scarico. Questo vino sprigiona ottimi sentori di frutta rossa polposa, ciliegie, fragola, lampona, con note floreali di viola e accenni di geranio, un vino di spezie, erbe officinali e un po' di pepe nero. Al palato invece ha una bella acidità, una buona struttura, con un tannino delicato e avvolgente che accompagna nel lungo finale. Si abbina bene con piatti saporiti, tipo agnolotti, lasagne, risotto, è ideale con secondi di carne di manzo o di maiale, così come formaggi stagionati. Uno degli aspetti fondamentali della cantina Fontana Fredda di oggi è l'aspetto green, la voglia di puntare a quello che chiamano un rinascimento verde, che metta il rispetto della natura al centro di ogni cosa. Questo si traduce in tante accortezze che coinvolgono ovviamente la coltivazione in vigna, tanto quanto la produzione in cantina, ma anche il packaging. La scelta quindi del tappo Nomacork Select Green 100 rientra in questa filosofia, essendo di origine vegetale, riciclabile e sostenibile, con un impatto ambientale con valori di emissione di carbonio pari a 0. Il tutto garantendo la massima integrità del vino.